rassegna stampa. Però, Simone, me lo devi dire, se non vuoi parlare con me, me lo devi dire, perché io dopo ci rimango male, dice, è un jingle e poi inizi la rassegna. Ma ti stavo spiegando che oggi è una giornata stracolma di ospiti, ma abbiamo tutti i punti ora pieni, tutti gli slot, ma qualunque, tutto pieno. E poi a mezzogiorno, siccome venerdì c'è la musica indipendente, e praticamente abbiamo lo studio stracolmo. Allora, prima ci sarà una miss con il Lele di Nero, il John Travolta italiano, quello della Febbre del sabato sera, quello che porta in giro per l'Italia gli eventi ballerini con la musica anni 70 e 80 e gli storici film. Con Lele di Nero arriva una Miss, c'è la Miss Beauty Fever, che è il suo ultimo concorso di bellezza. E ragazzi, che Miss! Arriva in studio Malet Culotta, nata in Etiopia ma residente a Inverigo, 20 anni, laureata in psicologia. C'è anche la Miss Radio Libertà, perché quell'evento io sono stato in giuria, che però non si sa perché gli è venuta la febbre, ma porco cane, allora non sappiamo se riusciamo a portarla qua, magari facciamo una telefonica. Poi alle 12:30 ancora studio pieno, perché c'è un evento in aprile bellissimo nella Bergamasca, un evento musicale con artisti del territorio ma anche storici fantastici, tipo i Camaleonti, i Nuovi Angeli, ma c'è Rodolfo Maria Gordini, ragazzi, storico, storicissimo, che ha fatto anche la Rai, questo qua, pop lirico, e ci sono dei nomi che poi vi dico. Adesso ti ho detto tutto, posso cominciare. È che non mi voleva ascoltare. Lui c'ha fretta, bisogna lavorare, lavora. Sono stanco, è venerdì e questa è una notizia, ragazzi. Buongiorno, Sammy Varin, Radio Libertà, rassegna stampa alle 7:33, ma buonasera anche a chi mi segue in replica. Ho la fortuna di parlare anche agli amici serali dalle 20 alle 21 e naturalmente con tutti voi che ci seguite anche sul sito radiolibertà.net, che oltre a essere radio è TV, ma è pure scritto, cioè è un quotidiano online, radiolibertà.net. Trovate le ultime notizie, ma soprattutto i commenti alle ultime notizie, quei commenti che non si trovano sui soliti giornaloni. Quindi se volete leggere qualcosa di diverso, radiolibertà.net, e lì c'è naturalmente anche il podcast delle nostre trasmissioni, quindi potete riascoltarle, rivederle, fatene ciò che volete. Come va? Da oggi c'è una sorpresa, ogni ora ci sarà una sorpresina varinina che non vi anticipo, qualcuno forse l'ha già capito. Domani è la festa della donna. Che cosa mai si inventerà Radio Libertà per mandare un pensiero a tutte le donne, ma soprattutto anche a noi uomini? Non ve lo dico. Diamo un'occhiata alle agenzie della notte. Che ansia, mamma mia. C'è Mattarella. Tranquillo, c'è Mattarella che l'è in Giappone. Mattarella, sia una pace giusta, la Russia ha aggredito l'Ucraina. Ragazzi, cose assolutamente. Ci voleva Mattarella, meno male che Mattarella c'è, sia una pace giusta. E chi l'aveva mai detto? Ma no, nessuno. La Russia ha aggredito l'Ucraina e anche qui, ragazzi miei, cose che... Vabbè, non ve l'ho detto, se volete potete commentare, niente parolacce per favore, niente parolacce. Mattarella soprattutto, prendo già le distanze dai vostri possibili commenti. Potete commentare attraverso un WhatsApp al 340 67 09 659, cioè quella che faccio io è una rassegna stampa molto leggera, molto free, molto divulgativa se volete, cioè io cerco di farvi avere le notizie, le metto lì su un tavolino, ve le farcisco un attimino, ma poi basta, non ve le faccio mangiare per forza, ve le metto lì, sappiate che ci sono queste notizie, poi ci sono delle cose un po' più saporite, un po' più squisite che magari altri canali non vi dicono perché danno spazio alle notizie più importanti della giornata, e io punto su quelle.
Capito? La differenza di Radio Libertà di Sammy Varin rispetto alle altre rassegne stampa? Capito? Non ho mica capito. Hai capito, hai capito. 340 6709 659 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp che io leggo ogni mezz'ora. Io alle 8, ma tra pochissimo, se vado avanti ancora a cianciare, ve li leggo subito. Mattarella, sia una pace giusta, la Russia ha aggredito l'Ucraina. Occorre che si arrivi a una soluzione che non mortifichi nessuna delle due parti, ma che garantisca Kiev e che sia una pace conforme al diritto internazionale. Mi piace questa cosa, una pace conforme al diritto internazionale. Questa è interessante. Ci ritorniamo. Fammi vedere il sito elettronico di Repubblica, vediamo. Vertice UE, intesa senza Orban, piano in 5 punti per l'Ucraina, ma avanti insieme sul riarmo. Questo è il titolo del sito elettronico di Repubblica, riarmo. Ma allora lo chiamiamo così o non lo chiamiamo così? Anche sta cosa di chiamarlo proprio riarmo suona male. Vediamo il Corriere. Il Corriere mette il Papa in apertura del sito internet. Il Papa parla per la prima volta dall'ospedale, la sua voce affaticata. Grazie per le preghiere. Allora, siamo rimasti tutti a bocca aperta quando l'abbiamo sentito ieri sera per la prima volta. Era meglio che non parlava, forse, che non venisse divulgato quest'audio, ma d'altronde, scusami un po', cioè se passi 20 giorni in ospedale, come pensi di fare la tua prima dichiarazione? Uela, tutto bene? Cioè, è il minimo, nonostante non sia mai stato intubato, eccetera, ma ha avuto una broncopolmonite, ce l'ha tuttora, Che cosa pensi? Francesco ha voluto registrare queste parole nella sua stanza al 10° piano del Gemelli, diffuso dalla Santa Sede dopo il bollettino che conferma la situazione stabile. Quindi il Papa c'è ancora ed è vivo, scusatemi, cioè facciamo i cornetti, tocchiamo tutte le cose, però è vivo. Perché continuano a girare queste fake news di voi gomblottisti per il quale il Papa sarebbe già morto 4 volte. 4 volte morto, che non è da tutti, ragazzi. Risorgere e morire di nuovo, ragazzi. È vivo, c'è ancora, signori, non è morto, ma ci sono in rete anche le foto che diventano virali, le foto del Papa morto, fatto con l'intelligenza artificiale. Questo ve lo dico subito, poi tra poco lo vediamo su alcuni quotidiani. Dove andiamo? Dai, un po' di prime pagine, siete pronti? Ve ne sparo un po' lì una via l'altra, ok? Vado. Corriere della Sera, Europa, via libera al piano di riarmo. Mamma mia, come suona male, riarmo. Repubblica, riarmo, sì di Meloni. Ancora sto riarmo. La Stampa, Ucraina, Meloni apre a Macron. Cioè, Macron ha suonato, ha bussato. Vuoi comprare ombrella buona, ombrella, e la Meloni gli ha aperto, gli ha venduto l'ombrello. Non ci credo. Dopo vediamo. Il resto del Carlino, guerra di nervi tra Putin e l'Europa, più che tra Putin, cioè più che l'Europa con Macron, insomma, cioè, gli ha detto qualche battutina, giustamente, cioè questo tira fuori la bomba atomica in questo momento, non è bello, facciamo la gara chi ce l'ha più lungo, non è bella questa cosa, Il Fatto Quotidiano, democrazia sospesa per comprare più armi. E anche questa è se non mezza, un 3/4 di verità. Il Messaggero, difesa UE, spese senza vincoli. E qui naturalmente lo diciamo che c'è un partito che si chiama Lega che è l'unico che la dice chiara su questo fronte. Proprio questo weekend, se siete un po' arrabbiati, cercate il gazebo della Lega in 1000 piazze italiane. Domani, sabato e dopodomani, domenica, 1000 piazze italiane avranno il gazebino della Lega per parlare di pace. Siamo gli unici pirla che stanno parlando di pace. Anche all'interno del centrodestra, che è una roba vergognosa, però siamo ridotti così. Dovete fidarvi della Lega.
1000 piazze italiane. Domani sabato, dopodomani domenica parliamo di pace, che la pace è pace, ma che è anche la pace fiscale. Abbiate fede. Perché ridi? Scusa, cioè non posso... Oh, sta cosa qua che io non la capisco, ma anche mia moglie fa così. Quando gli dico una roba seriamente, mi guarda e dice, ma sei serio? Ma no, cioè, spiegami un attimo, perché ho la faccia poco seria, ho una faccia poco raccomandabile. Il fatto che sia pelato è meglio il look capelluto con barbuto. Boh. Vabbè, no, mi fa piacere che ci sia gente, insomma, questa rassegna stampa serve anche un po' per ridere, se c'è da ridere ridete, però mi sento, te sei uno scurlin, diceva mia nonna, sei uno stupidino, è proprio così, state tranquilli, non sbagliate, ridete che fa bene alla salute, alle 7:41 state per andare in ufficio il venerdì, c'è neanche un cazzo di sciopero oggi, oh, come mai niente sciopero? Ma cosa sta succedendo? Andiamo. La verità. La Meloni blocca le Von Truppen. Dai. Il Giornale. Putin minaccia Macron. Oh, così va meglio, perché non minacciava l'Europa, minacciava Macron. Finirà come Napoleone. E sai com'è? E infatti qualcuno ci ha fatto anche la vignetta oggi. Libero. Bulli atomici, e c'è proprio Putin e Macron. Rissa Parigi-Mosca. Macron offre le bombe francesi, bomba agli alleati per... rido di me stesso, sei pirla, sei mi vari, agli alleati per difendersi dalla Russia, e Putin torna ad alzare la voce. Si ricordi come è finito Napoleone. Sotto Meloni, l'Unione Europea sbaglia a parlare di riarmo. Allora, bisogna capire se è il termine riarmo che non gli piace alla Meloni o se proprio non bisogna parlare di riarmo, se riarmavi, riarmato, un riarmare. Qualcuno ce lo spiegherà oggi sui quotidiani? Sperem! Il Tempo. Alemanno scrive a Il Tempo. Dalla cella dico alla politica, qui siamo al collasso. Questo è il titolo principale e forse anche una titolazione importante. Alemanno, storico, politico, si trova in galera e ha scritto al quotidiano Il Tempo per raccontare la vita che fanno i carcerati. Il Sole 24 Ore comincia a farci i conti in tasca, che a noi fa molto piacere perché siamo nella merda fino al collo con tutte queste problematiche in Italia, si sta attenti a come si spende su questo e su quell'altro, la sanità, aspettiamo liste d'attesa infinite, eccetera. Il Sole 24 Ore mette il dito dove lo mette, e lo mette proprio lì. Per la difesa, partita da 30-35 miliardi. Oh là là. Se vuoi ti leggo anche sotto, non c'è mica problema. Guarda, i costi per l'Italia. La Commissione UE punta ad aumentare gli impegni di spesa per l'1,5% del PIL. Il MEF frena sui numeri. Prima necessario definire i progetti e le scadenze. La proposta della Commissione, che punta a un aumento delle spese per la difesa dell'1,5% del PIL di ogni paese, può comportare in Italia una somma aggiuntiva fino a 30-35 miliardi. Nel pacchetto sottoposto ieri all'esame del Consiglio europeo, più che pacchetto un paccone, c'è anche la parte di risorse comuni che per Roma potrebbe valere fino a 18 miliardi di prestiti, anch'essi da restituire. Cifre impegnative per un paese ad alto debito che spiegano la cautela del ministro Giorgetti. Prima di fare cifre e parametri, è l'idea, servono piani precisi. Intanto, certamente, la BCE taglia i tassi a quota 2,5, porte aperte sulle prossime mosse, però siamo sempre piuttosto tirchioni. E Trump che cambia idea, dazi a Messico e Canada sospesi fino al 2 aprile. Capite un attimo ciò che diciamo, cioè il fatto che questi dazi sono una merce di scambio, capito? E secondo me non solo i dazi, però è un mio parere.
Il manifesto. Il manifesto che vi parli insieme, una è divisa. L'Europa si ritrova compatta nella corsa al riarmo e al vertice straordinaria di Bruxelles i 27 danno l'ok con qualche distinguo. Oh, se ne è accorto, insomma, che c'è un paese come l'Ungheria che dice di no al piano von der Leyen. Italia contraria all'uso dei fondi di coesione e all'invio di truppe in Ucraina. Sul sostegno a Kiev, lo strappo per l'appunto di Orban. Una è in divisa. Il giochino di parole è bello del quotidiano Il Manifesto, giornale comunista. L'unità, Macron, soldati in Ucraina, Putin, ricordati di Napoleone. Se vi interessa, in centropagina oggi c'è l'intervista con Antonio Di Pietro. Separazione sì, Violante dice no, è pericolosa. Avanti piano è il titolo principale del Riformista, c'è Zelensky con la von der Leyen, avanti piano. Sto Zelensky è dappertutto, ragazzi miei, secondo me un giorno scende anche le scale da qua e insisterà per farsi intervistare da Sammy Varin. Perché non mi intervisti? Perché non mi intervisti? Lo dico alla von der Leyen. La nuova Europa di Francia, Germania, UK c'è. Orban no. L'Italia di Meloni si adegua, ma dietro di lei regna il caos, scrive oggi il Riformista. Il Gazzettino, difesa UE sì al piano Ursula. Il Mattino, difesa e patto, nuova rotta. Una pace in difesa, scrive Avvenire. Una pace in difesa, che si occupa anche di medici di base. Oggi ne parliamo, abbiamo alle 8:45 il qui Parlamento con la senatrice Eliana Murelli che ci dice le ultime novità. Il secolo XIX, UE, accordo sul riarmo e sul dubbio Putin, Macron farà la fine di Napoleone. Il secolo d'Italia, USA-Ucraina si riparte. Martedì a Riyadh incontro tra le delegazioni. Zelensky spero sia significativo. Guerra e pace, il titolo principale del quotidiano L'Identità, con Zelensky e a destra e a sinistra due bellicosi esseri, Macron e la von der Leyen. No, è la Meloni con l'elmetto. Oh mamma mia, leggo accordo UE sulla difesa comune. Infine la notizia. Via libera del Consiglio UE al piano von der Leyen, ma la corsa al riarmo fa esplodere il PD e la rissa tra Lega e Forza Italia. Ricordate, ragazzi miei, che siate comunisti o fascisti, questo sabato e questa domenica in 1000, dico 1000 signore e signori, non vi dico 500, neanche 600, 700, ma sono ben 1000 le piazze italiane dove vedrete il gazebo della Lega. Potrete avvicinarvi, conversare, capire che cosa propone la Lega, ma soprattutto si parlerà di pace, quella vera, giusta, ingiusta, ma soprattutto pace fiscale, quella che vorremmo per farvi risparmiare qualche euro e che qualcun altro questi euro ve li riprende subito per comprarsi una mitraglietta. Sì, molliamo il giornalone, dai, e dove andiamo? Dove cacchio andiamo? Andiamo, certo, a vedere le prime pagine, quelle più importanti dei giornaloni, quelli veri, insomma. Avvenire perché? Perché mette in prima pagina, oltre che la titolazione Una pace in difesa, che comunque insomma fa pensare, e oltre alle condizioni del Papa, Francesco resta stabile, il suo grazie in un audio, ma parla anche di medici di base. La riforma accelera ma divide ancora. Potrebbe arrivare presto in Consiglio dei Ministri la bozza di riforma della medicina territoriale che il ministro della Salute Schillaci sta elaborando. Sammy Varin è veramente internazionale, traduce in arabo al momento, sta elaborando con i tecnici del ministero, tenendo conto anche delle indicazioni che vengono dai presidenti delle regioni. Tra le proposte del ministro Schillaci figura il passaggio dell'MMG a rapporto di dipendenza in modo analogo a quello dei medici ospedalieri. Una scelta obbligata per chi entrerà in servizio prossimamente, facoltativa per chi è già abituato
alla Convenzione. La prospettiva della dipendenza è appoggiata in particolare dalle regioni, ma si sono opposti non solo Forza Italia, mi pare una cosa da Stato socialista, detto il ministro Tajani, ma anche in gran parte del sindacato, in particolare le federazioni dei medici di medicina generale, la federazione dei medici territoriali, più articolate le posizioni di Sindacato Nazionale Autonomo dei Medici Italiani e Sindacato Medici Italiani. Di questo e d'altro ne parliamo alle 8:45 con la senatrice Elena Murelli. Si parlerà di DDL sulle prestazioni sanitarie. Molliamo il quotidiano Avvenire, dove vi porto, dai, votate il vostro giornale preferito, 3406709 659. C'è l'amico comunista che vorrebbe che passassi la giornata sul manifesto, ma un giorno lo faccio, un giorno faccio tutta la rassegna stampa solo leggendo il manifesto, ragazzi. Ricchi premi e cotillon per quelli che restano all'ascolto. Nessuno. Dove vado? Vado sulla Verità? Dai, leggiamo per bene la prima pagina del quotidiano La Verità, solo 1,50 €, ragazzi, uno dei più convenienti. La Meloni blocca le Von Truppen. Braccio di ferro sul megaprogetto da 800 miliardi al Consiglio europeo. Il Premier dà l'altolà all'uso dei fondi di coesione per i missili e conferma il no all'impiego di truppe europee. Riarmo, parola sbagliata. Quindi, chiaramente, la prima domanda che Sammy Varin fa a voi ascoltatori è: come lo potremmo chiamare il riarmo? Dai, vietato utilizzare l'intelligenza artificiale. Forza, scrivetemi 3406709 659. Come lo chiamiamo? Se la parola riarmo non piace alla Meloni, ditemelo sì. 3406709 659. Bene l'esclusione delle spese militari dal rapporto deficit-PIL, ma gli investimenti in difesa vanno contabilizzati in ambito NATO. Carlo Tarallo: non creare una competizione tra quella che sarà la nuova difesa europea e la NATO. Questa è la bussola dell'azione del governo italiano, ribadita anche ieri da Giorgia Meloni a Bruxelles in occasione del Consiglio europeo straordinario. Tra l'altro, tenere saldo il legame tra UE e Stati Uniti è l'obiettivo dichiarato della Meloni, che si è espressa in questi termini anche nelle ore immediatamente successive alla lite di venerdì scorso alla Casa Bianca tra Trump, Vance e Zelensky, mentre la maggior parte dei leader europei attaccavano il presidente USA, salvo poi lavorare perché il leader ucraino riannodasse in fretta i rapporti con Washington. Quindi una Meloni sempre in bilico che cerca di far contenti tutti quanti, e questo, devo dire, è una qualità importante della Meloni. Sala & Company volevano che il Parlamento reggesse il sacco agli abusi edilizi. E l'editoriale di Maurizio Belpietro che dice il suo parere sul famoso Salva Milano. Oggi ne parlano anche altri quotidiani in prima pagina e vi leggo solo l'incipit. Per un anno Beppe Sala e compagni hanno fatto credere all'opinione pubblica, ma anche al Parlamento, che l'approvazione della legge Salva Milano, quella che doveva fermare le inchieste della magistratura sugli abusi edilizi nel capoluogo lombardo, fosse necessaria per consentire un'interpretazione autentica delle norme in materia urbanistica. Interessante. L'indice del terrore Covid era sballato. L'unico titolo che parla di Covid è sul quotidiano La Verità. Altro che decisioni prese sulla base della scienza. Maruotti, professore ordinario di statistica, svela alla commissione parlamentare che i dati erano in mano ai politici e per di più atti con modello di calcolo errati. Ok? E forse per quello, scrive Patrizia Floderreiter, crolla un altro totem pandemico, l'indice RT, lo ricordate? Mamma mia, che ricordi! Usato per decretare il colore delle regioni. In commissione Covid, il professore di statistica Maruotti spiega che il parametro non era stato mai aggiornato dopo febbraio 2020 e veniva usato in modo improprio. Il sistema a semaforo non aveva quindi basi scientifiche. Così
solo e soltanto il quotidiano La Verità. Sto sbirciando, sbircio, se c'è qualche cosa in prima pagina che possa interessarvi, mi rituffo subito all'interno allora della Verità, andando a cercare però qualcosa di diverso, perché poi andiamo sul Corriere che ci parla chiaramente di ciò che si è detto, si è fatto e che cosa hanno mangiato ieri al Consiglio europeo, e soprattutto cosa hanno mangiato, è tutto un magna magna, ci interessa. Pagina 14 del quotidiano La Verità, per l'ideologia al potere, Fratelli d'Italia fa un primo passo sul fine vita, ma il campo è minato. Se vi interessa questo argomento c'è l'articolo di Giorgio Gandola, elaborata una bozza per recepire la consulta e arginare le follie radicali. Lega fredda, il PD apre, Fontana interrogato, tra virgolette, of course, martedì. Nello stesso paginone c'è Massimo Gandolfini invece che scrive: a scuola dilaga la dottrina gender, Valditara ridà potere alle famiglie, verso il consenso informato dei genitori sulle ore di educazione sessuale e affettiva. Quante volte abbiamo parlato con Giampiero Bonfanti negli ultimi 10 anni della necessità del consenso informato, altrimenti nelle scuole gli fanno fare quello che vogliono ai vostri figli, non vi avvisano, capito miai? La misura è davvero colma, diciamolo con chiarezza. La stragrande maggioranza della gente comune, quella che vive quotidianamente la propria vita non priva di difficoltà e sacrifici da affrontare con coraggio, non ne può più della martellante propaganda della cultura dell'identità di genere che la potente lobby LGBTQ+ sta propinando in modo ossessivo attraverso ogni canale dell'informazione di massa. Siamo arrivati a un punto di saturazione, non c'è quasi più una fiction, un telefilm, uno spot pubblicitario, ora anche uno spot che riguarda gare sportive in cui non si inserisca un bacio saffico, cioè tra due donne o tra due uomini, un'affettività omosessuale, una famiglia omogenitoriale, con il messaggio dell'identità di genere scelta e percepita a garanzia della lotta alla discriminazione in favore del principio di uguaglianza. Ne parliamo questa mattina. Oggi ho una trasmissione, ragazzi, stupenda. Ma quanto sei bravo, quanto è bello Sammy Varin, quanto è figo Sammy Varin. Alle 11 questa mattina arriva Rossano Sasso con il suo nuovo libro Il gender esiste, giù le mani dai nostri figli. Capito mi hai? Parleremo anche della storia della scala arcobaleno, che il ragazzino di 13 anni non ha voluto salire e gli hanno dato la nota. Ma per favore, ma per piacere. Sì, c'è la sorpresa. Lo so, sono il primo. Quanto è bello Sammy Varin, quanto è bravo Sammy Varin, quanto è pirla Sammy Varin. E alle 8 parte la sorpresa, ma poi sarà una vera e propria sorpresa alle 9:30, quando verrà annunciata con lo spiegone dal nostro direttore Sallusti. Qual è la sorpresa? Per la festa della donna, che è domani 8 marzo, Radio Libertà lancia questa meditazione, questa significativa meditazione di ciò che sta avvenendo in alcune parti del mondo ormai da sempre, e non se ne parla più perché adesso c'è solo Trump e bisogna parlare solo di Trump, cosa ha fatto Trump, cosa ha detto Vre, eccetera, eccetera, ma sta avvenendo anche nel nostro paese, in Italia. E qualcuno anche qui fa finta di niente o dice no, è una loro usanza, lasciamoli fare, eccetera. Anche in occasione del Ramadan, qualcuno vorrebbe addirittura farne una festa nazionale, o dice ma no, non bisogna arrabbiarsi, e se si incacchiano con la ragazzina che mangia il panino al salame sul pullman e loro vogliono fare il Ramadan. Che cosa sta succedendo? Bene, in queste ore, oggi e domani in particolare, ogni ora Radio Libertà trasmetterà una cosa che non vi aspettate. Una canzone indipendente, già, perché Sammy Varin basa la sua storia musicale sugli artisti indipendenti, sconosciuti, molto spesso odiati dai grossi e grassi mass media perché sono bravi,
ma non fanno parte di quel giro vizioso, soprattutto politico, di cui bisogna far parte se vuoi salire su quel palco. Beh, io vi porto un artista indipendente iraniano, si chiama Mehdi Yarrahi, che l'altro giorno ha ricevuto 74 frustate come parte della condanna perché ha cantato un pezzo che invitava le donne a togliersi il velo. Siamo in Iran, capite? Un artista indipendente, bravo, la canzone è anche carina, devo dire. Ne facciamo un tormentone? Ci state? Lo trovate facilmente anche su YouTube. Basta scrivere Medi con l'H in mezzo, M-E-H-D-I, Yarrahi con la Y e l'H in mezzo, Yarrahi. Il pezzo, molto radiofonico, devo dire, rispetto ad altre porcherie che abbiamo sentito a Sanremo, si intitola Rosarito. Primo lancio ufficiale qui da Radio Libertà.
Cioè, capisci che l'abbiamo messo una volta e già il regista Simone lo comincia a canticchiare. È Mehdi Yarrahi, 74 frustate in Iran, per aver cantato questo pezzo in cui si invita le donne iraniane a togliersi il velo, cosa che sta accadendo anche qui nel nostro paese. La Lega proprio sta portando avanti un progetto di legge anche su questo fronte, perché obbligare queste ragazzine a mettersi il velo e molto spesso addirittura a fare il Ramadan a 10 anni, ragazzi. È una cosa infame. La canzone Rosarito ha fatto finire questo artista in prigione. In persiano Rosarito significa il tuo velo. Yarrahi invita le donne iraniane a togliersi l'hijab mostrando il suo sostegno alle proteste che hanno scosso il paese nel 2022, ricorderete. Bello anche il video di questo pezzo dove appaiono donne senza velo che ballano mentre viene suonato Donna, Vita, Libertà. Lo slogan delle proteste scatenate dalla morte di Mahsa Amini, quella 22enne deceduta il 16 settembre 2022 dopo essere stata arrestata dalla polizia morale iraniana per non aver indossato correttamente il velo islamico. Questa è la polemica che lanciamo proprio in occasione della festa della donna e in occasione certamente di alcuni ben pensanti che qua in Italia si girano dall'altra parte davanti a queste problematiche che investono tutti noi, perché con queste persone noi ci dobbiamo vivere. E molte di queste non sono così gentili verso chi li sta ospitando, gli sta dando un lavoro e a volte, insomma, gli vogliamo anche bene a queste persone, a volte. WhatsApp 340670969. Questo pezzo lo ascolteremo ogni ora su queste frequenze, dobbiamo farne un tormentone. Bella voce, bella canzone del ragazzo iraniano preso a frustate, grande ragazzo italiano che non è salito sulla scala LGBT, che si è preso la nota dalla scuola, occidentalizzazione delle frustate iraniane. Interessante questa, la nota del ragazzino che non ha voluto salire la scala gay è l'occidentalizzazione delle frustate iraniane, la versione occidentale di quello che succede in Iran se ti togli il velo, l'italica dittatura arcobalenata. Brava Elel. Ho vissuto 70 anni senza alcun problema a relazionarmi coi gay. Da qualche anno bastano i colori dell'arcobaleno per scatenarmi il vomito. Il Corriere in pettegolezzi batte tutti. Per il Covid era tutto volutamente falso. Temo che per Bergoglio abbiano davvero usato l'intelligenza artificiale anche per la sua voce. Oh signora, allora è morto proprio. Dai, non scherziamo. Unici quotidiani credibili, La Verità e Libero. La mia amica Cleopatra si agita tutta col miau miau alle 7:28. Se avete dei gatti in casa è bellissimo alzare il volume e vedere che cosa fanno, che cosa dicono i vostri gatti. Ti ricordo che la festa della donna è nata da una bufala. Le famose morte in America mai esistite. Eccolo qua, il complottista Marco ci ha distrutto con niente. Allora cancella tutto, non mettiamo più ogni ora la canzone delle 74 frustate. Lasciamo stare, scherzavamo. Scusate, ma questo è una sindrome comunista che sta salendo Sammy Varin. Buongiorno Sammy, 800 miliardi per la guerra. Ricordo che poi se hai le armi, le usi. Mentre non trovo una fisiatra per visitare mia mamma, 86 anni, amputata della gamba destra, bisognosa di una protesi, e siamo in Lombardia. Divertente lottare per la libertà degli altri quando noi le libertà a noi le tolgono. Ad esempio a scuola. Una maestra fa recitare l'Ave Maria, viene sospesa. Un insegnante più il dirigente obbligano un bambino a lottare per i diritti gay e vengono promossi. Ma per piacere.
PS, ho conoscenti in Iran e le cose non sono come si dice da noi. Vedi come ci smontano subito le cose. Non è 74 frustate. Ma no, gli hanno fatto dei massaggini a quel cantautore iraniano che ripasseremo ogni ora, ragazzi. Vogliamo scatenare l'inferno su questo fronte, eh? Vogliamo che ne parlino i giornali. Aspetta e spera, ragazzi. Questa è pura controinformazione. Siete voi che dovete sparare nell'etere questo video che trovate su YouTube, ma se me lo richiedete, io vi trasmetto anche l'audio di Vincent, che ringraziamo, con la descrizione sulla motivazione di quello che stiamo facendo, ok? Mi scrivete al 340 6709 659 e io vi inoltro l'audio con la spiegazione di cosa sta facendo Radio Libertà, che voi potete poi inviare a vostra volta ovunque su WhatsApp. Buongiorno da Marco da Cassano. Io vorrei capire che testa inguaiata si ritrovano gli italiani che votano. Ma com'è possibile dare alla Lega l'8,5% a livello nazionale con il mazzo che si fa ad essere in prima linea su tutte le battaglie? Tra Verdi e Sinistra, più Europa, Azione, Italia Viva, si perdono il 10% nazionale buttati nel cesso inutilmente, senza un ritorno utile. Ma basta farci male da soli. Gli italiani sono bravissimi su questo fronte. Proprio per questo, signori, se vi siete anche voi incapponati a votare le robe più strane negli ultimi anni o semplicemente non avete votato, io vi chiedo di fare 2 passi questo weekend nella vostra città, nel vostro paese. Se c'è il gazebo della Lega, e ci sarà sicuramente domani sabato e dopodomani domenica, avvicinatevi per ascoltare cosa la Lega ha da proporre, l'unica che parla di pace. Siamo gli unici. Pace e basta. Gli spot pubblicitari sono da tempo usati in modo subliminale, quindi non solo di propaganda LGBT, ma direi anche in modo più massiccio di inserimento forzoso di persone di colore. Eccolo qua, il razzista, ma in senso buono, come Sammy Varin, certo. È vero, lo abbiamo notato ormai da anni, lo spottino con il negretto, con il giapponesino, il cinesino, ci devono essere tutti quanti, li facciamo contenti tutti, ma è anche bello così. Un po' meno appunto il fatto che nello spottino poi si deve ammiccare alle 2 ragazze che si baciano, ai 2 uomini barbuti che si baciano, e cioè uno dice ma che cazzo c'entra? Cioè, e vi ricordate la storia del Mulino Bianco, la famiglia, e che culo che gli hanno fatto alla Barilla, ragazzi, che ha dovuto fare subito la versione gay, persino della pasta asciutta. Mi mandi il video e l'audio, grazie, e naturalmente scrivetemi 340 6709 659, naturalmente costa 5 euro. Non pensate che ve lo invio gratuitamente, conto corrente postale 37671294, sei un venditore di pentole, Sammy Varin, davvero. Cosa dite? Io venditore di pentole, conto corrente postale 37671294, ma fammi lo sconto, dai. Col cavolo che vi faccio lo sconto, conto corrente postale 37671294, aiutate Radio Libertà. Vorremmo avere anche questo mese lo stipendio, ci piacerebbe tanto. Scherzo, ma dai che sono scherzoso. Per quello poi che tua moglie dice ma Sammy Varin, ogni volta che mi parli non capisco se sei serio o no. E non lo capisce nessuno, non lo capisco neanch'io. Devo tornare a fare la rassegna stampa. Scrivetemi che poi leggiamo i vostri messaggi. Devo assolutamente ritornare a fare la rassegna stampa perché veramente mi sto perdendo in un bicchiere d'acqua questa cosa delle 74 frustate al cantautore iraniano che noi passeremo ogni ora, oggi e domani. Mi ha menato via. Molliamo la libertà. La molliamo perché? Perché certamente non perché non sia stracolma di robe, è proprio questo il motivo. Ce ne sono troppi di argomenti sul quotidiano La Verità. Cerco di saltellare da un corriere all'altro proprio per darvi la sensazione di ciò che scrivono oggi i giornaloni. Proprio il Corriere della Sera titola Europa via libera al piano di riarmo, ma attenzione, Trump gela Musk, non decide lui chi va licenziato. Il primo strappo lo chiama il Corriere. Wow. Ma il Corriere della Sera quest'oggi è da comprare perché c'è l'intervista con Ellis Line.
Ecco perché mi oppongo sia a investimenti comuni, che devo dire il Corriere fa il Corriere chiaramente, ma sugli altri giornali di destra si scrive che abbia fatto una figura barbina la Schlein ieri, non l'ha cagata nessuno in Europa, però giustamente Maria Teresa Meli non lo può raccontare. La segretaria del PD Elly Schlein: per la difesa europea servono investimenti comuni e questo piano UE non mi convince. Bisogna tornare a quanto è stato fatto per il Covid. Quando si sono superati i veti storici per un piano di investimenti, il Next Generation EU. Oggi la sfida è analoga, ma non c'è quel coraggio, hai capito? Hai capito cosa vuol fare il PD? Come quando c'era il Covid. Per fortuna c'è Lady Gaga in centropagina sul Corriere. Lady Gaga, la musica, gli affetti, questo mondo è confuso. Intervista a Lady Gaga: sono italiana, un orgoglio e celebro le mie fragilità. Oggi sul Corriere, che mette in prima pagina naturalmente anche la voce del Papa: grazie, pregate, io vi accompagno, e il costo del denaro, tassi giù dello 0,25, gli effetti su titoli, mutui e prestiti. Occhiata all'interno, certamente, per farvi vedere come i giornaloni raccontano la giornata di ieri in Europa. Meloni: non si usino i fondi di coesione, i timori per il debito. È il retroscena, il massimo che possono fare quelli del Corriere, di Marco Galluzzo. La Premier avverte: per un paese come l'Italia ci sono rischi. Si spiega anche finalmente che cosa sono questi fondi di coesione, perché i giornalisti professionisti, of course, chiaramente loro lo sanno, secondo me non lo sanno neanche loro, però ripetono a pappagallo quello che viene detto loro. La politica di coesione è la principale politica di investimento dell'Unione Europea in ambiti come la crescita economica, la creazione di posti di lavoro, la competitività delle imprese, lo sviluppo sostenibile e la protezione dell'ambiente. Il Fondo di coesione finanzia programmi con responsabilità concorrenti tra la Commissione UE e le autorità nazionali e regionali di tutti gli Stati membri, che a loro volta scelgono quali progetti finanziare e ne gestiscono la realizzazione. Capito? Avete capito? Ho sentito un gigantesco no da parte vostra. Va bene, va bene. Questa era la pagina 3 del Corriere. Pagina 4: non restituiremo ciò che è nostro. Putin attacca Macron come Napoleone. Marco Imarisio. Lo zar ribadisce che non cederà i territori occupati. Lavrov equipara il leader francese a Hitler, ma anche Napoleone, perché no? L'Europa mi pare smarrita, errore armarsi contro di noi. Con Roma vedo un calo dei rapporti di fiducia. Così, intervistato oggi sul Corriere, l'ambasciatore russo Paramonov. C'è chi mi volta le spalle. Fa parte della guerra ibrida demonizzare la Russia, metterla in cattiva luce incolpando gli hacker. Articolone quest'oggi. Siamo sempre sul quotidiano Il Corriere, che prosegue poi con i rivolgimenti in Italia, pagina 8. Salvini: l'Italia non segua il riarmo europeo, ma Tajani lo stoppa. Il piano è giusto. Nuovo duello tra i vice premier. Il ministro Urso: consapevoli che l'Europa debba investire. E la parola Rearm Europe, anche qua Rearm Europe, che cavolo è? È il piano da 800 miliardi di investimenti per la difesa lanciato dalla Presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen. Nella maggioranza di governo la Lega si è espressa in modo molto critico. Forza Italia è favorevole, un cauto sì dalla Premier di Fratelli d'Italia Meloni. Federico Rubini fa l'analisi: l'ipotesi di 31 miliardi per la difesa in Italia, rischio tagli in altri settori. Hai capito? I fondi in deficit dall'Unione Europea arriverebbero altri 18 miliardi. La spesa militare, da chiarire se il rialzo sarebbe per un anno oppure se verrebbe spalmato in 4. Fatto sta che tutti noi pensiamo che ci siano altre cose più importanti che
comprarsi la mitraglietta. Per la difesa europea, investimenti comuni, perché dico no a questa scelta UE. A parlare è Elly Schlein, intervistata oggi dal quotidiano Il Corriere. La leader PD, il PS è favorevole? Non sto su posizioni sbagliate. Il modello: durante il Covid si sono superati i veti storici per un piano di investimenti, il Next Generation EU. Oggi la sfida è analoga, ma non c'è quel coraggio. L'obiezione: la difesa europea è una cosa diversa rispetto all'agevolazione al rialmo dei 27 Stati membri, come dice il progetto von der Leyen. La battaglia: abbiamo insistito per non dirottare i fondi di coesione sulla spesa militare. Su questo abbiamo avuto riscontri molto positivi. Il partito: per una parte del PD il piano per il riarmo è un primo passo? È normale che in un partito si discuta, ma è importante anche decidere. Così Elly Schlein quest'oggi intervistona sul quotidiano Il Corriere. 340 6709 659. Commentate le notizie che vi racconto, che poi vi leggo i messaggi. Democrazia sospesa per comprare più armi, è il titolone del Fatto Quotidiano. Addio parlamenti, Ursula aggira quello UE, Merz convoca quello scaduto. Sì europeo agli 800 miliardi, boom di vendite su debiti, aiuti a Kiev, veto di Orban. Contro von der Leyen pure Serra, Ampi e Arci. Notiziona. Il riarmo spacca la piazza europeista e il PD, il Dem da Torre decidano i nostri iscritti. Naturalmente oggi su Repubblica è un effluvio di emozioni targate Serra. Il Giornale: scontro totale. Putin minaccia Macron, finirà come Napoleone. Mosca reclama tutti i territori conquistati verso un nuovo vertice Ucraina-USA. Lo facciamo ancora questa sera? È la sorpresona del venerdì? Sì, dell'UE al riarmo, ma Orban molla Kiev. I paletti della Premier: Meloni, i fondi di coesione non li useremo per le armi. Ma il quotidiano Il Giornale si preoccupa anche dell'inchiesta di Milano. Ora la città rischia la paralisi. È stato rinviato ad oggi l'addio dell'assessore alla Casa di Milano Guido Bardelli, finito nelle intercettazioni della procura. E, sorpresa, Alessandro Sallusti, il capo del quotidiano Il Giornale, difende il Salva Milano. È stato chiamato Salva Milano, ma è una definizione riduttiva. Si potrebbe tranquillamente parlare di salva progresso, di salva economia, financo salva bellezza, in senso più esteso salva Italia. Di cosa parliamo? Di un modello di urbanistica, il modello che negli ultimi decenni ha fatto grande e bella Milano, che permette di recuperare in verticale cubature di edifici fatiscenti, a volte capannoni abbandonati, che si estendevano in orizzontale sul suolo pubblico. Chiedo scusa se la sto facendo troppo semplice, ma la sostanza è questa. La sostanza sono i nuovi quartieri di Milano che hanno proiettato la città in una dimensione civile e all'avanguardia. Per la procura si tratta di un reato a prescindere da altri reati. Ci gira attorno da più di un anno, seminando panico tra i decisori e gli investitori. Il sindaco Beppe Sala si è battuto come un leone per difendere questo modello contro la volontà del suo partito, il PD, ed è stato sostenuto con più o meno convinzione da tutto il centrodestra, che in Parlamento ha presentato una legge per disinnescare l'attacco delle procure. Guarda caso, oggi i magistrati milanesi scodellano un'inchiesta sul fatto che alcuni dei fautori del modello Milano sono sospettati di non essersi comportati in maniera corretta. A leggere i primi atti pare che più che una pistola fumante si tratti di uno scacciacani, ma non è questo il problema. Il problema è che il sindaco purtroppo sta dando l'impressione di arrendersi. Il Salva Milano finisce qui, ha commentato a caldo Sala, preso dallo sconforto, che sarebbe un po' come se si annullassero le Olimpiadi Milano-Cortina per un appalto truccato, se si chiudesse la chiesa perché ci sono i preti pedofili, il tennis perché Sinner è accusato di doping. Noi, che nella Milano salvata viviamo e lavoriamo, siamo grati a chi questo modello l'ha voluto e messo in atto con competenza, gusto e genio italico. Rinunciare a tanto benessere perché un funzionario in pensione, uno degli
degli arrestati aveva in atto un contratto da 178.000 euro con l'associazione dei costruttori e perché la procura non vuole, mi sembra una follia bella e buona. Una resa che, scommetto, da Milano contagerà tutte le città bisognose di uscire dal degrado, perché se si arrende Milano, figurati il resto d'Italia. Signor Sindaco, ci ripensi, le qualità per farlo non le mancano. Buttar via il bambino con l'acqua sporca non è cosa da milanesi. Così Alessandro Sallusti oggi sul Giornale difende il Salva Milano. Sempre a Milano, ieri, col permesso naturalmente del sindaco dell'area B, dell'area C, lo show in centro, il Castello e la Rossa, la Ferrari da spettacolo. Centro pagina sul quotidiano Il Giornale, ma vedremo tra poco anche interessantemente su altri quotidiani. La voce del Papa commuove il mondo, il pontefice affaticato ha registrato un messaggio, grazie a tutti. Luigi Mascheroni che si occupa di Renzi, e io ve lo risparmio, sì, dai. Il taglio della BCE, ma i BTP costano di più, ok. Bloccata la criptovaluta di Corona, scrive Felice Manti. Vediamo un po'. Cosa salta fuori? A pagina 5, i paletti di Meloni, garanzie a Kiev, ma con USA in NATO più soldi alla difesa senza tagli sociali. Così la Premier al Consiglio europeo, rearm, nome non adatto. Non useremo i fondi di coesione per le armi, ok? Li lasceremo sulla sanità, sulle cose che interessano a noi, quindi già il nome non le piace, scrive Massimiliano Scafi oggi a pagina 5 del quotidiano Il Giornale. L'Italia sta lavorando a un vertice tra i paesi UE e Washington. Solo truppe europee in Ucraina sulle truppe europee in Ucraina sono perplessa, dice la Meloni, sono inefficaci. Dobbiamo estendere la stessa copertura che hanno i paesi dell'Alleanza Atlantica anche a Zelensky, ma senza farlo entrare per forza. L'analisi di Laura Cesaretti nello stesso paginone è per Schlein e le giravolte anti-UE. Finisce isolata dentro il PSE e la fanno parlare solo alla fine. La segretaria PD cambiare il piano Ursula e quando interviene i big se ne sono andati. La giravolta anti-UE di Elly Schlein scuote il PD e lascia la sua segretaria totalmente isolata dentro il PSE, schierato con il piano di difesa di Ursula, tanto che nel prevertice PSE che si tiene prima del Consiglio straordinario, Schlein viene fatta parlare in coda quando tutti i big da Sanchez a Glasman a Costa se ne sono andati e nessuno si cura di replicarle. Confermiamo le critiche PD alla proposta von der Leyen e lavoriamo per cambiarla, si è detto. Peccato che invece nel vertice tutti siano a favore del piano di difesa, chiedendo semmai di fare di più per rafforzare militarmente l'Europa. E qua mi fermo, ma avete capito come la si pensa. Siamo sempre sul quotidiano Il Giornale perché giustamente fa un bel riassunto di quello che si pensa in Italia su questo fronte. A pagina 6, i partiti divisi sulle armi, scrive Il Giornale. Trump destabilizza anche gli storici schieramenti politici italiani e nell'opposizione ora tutti corrono in piazza, anche se ognuno va nella sua piazza. Ad esempio, Fratelli d'Italia cuce gli strappi e chiede realismo. La destra tiene unite le sponde atlantiche. Forza Italia, Tajani e Lupi allineati ai popolari tedeschi, azzurri con Ursula, serve sicurezza. La Lega, che sarà in piazza proprio questo weekend, sabato e domenica, per parlare di pace, la Lega è spina nel fianco della coalizione, secondo Il Giornale. Salvini incalza e predica pace. Il PD si rifugia nel distinguo lessicale, il né puntini di Elly spacca i Dem. Poi ci sono i 5 Stelle e anche AVS continuano a dire no. Conte cavalca l'onda pacifista. Infine Calenda con Kiev, Renzi anti-Ursula, l'ex terzo polo diviso
sulla Presidente. Questo e d'altro nel paginone a pagina 7 del quotidiano Il Giornale, che racconta come i partiti sono divisi anche sulle armi. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Una perturbazione dal Maghreb porta maltempo sulle isole maggiori. Continua la fase primaverile soleggiata altrove. In mattinata piogge sparse in Sardegna, maltempo diffuso in Sicilia, sole pieno sul resto del paese, ad eccezione di addensamenti in Calabria. Dal pomeriggio ancora piogge diffuse, specie tra Sicilia e Calabria, sole e caldo al centro-nord. Temperature in lieve calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno cari amiche, buongiorno cari amici di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Fatto, finito, è pronto, il fior d'olio è pronto, molti di voi ci stanno chiamando da tempo, parliamo dell'olio che insomma di un olio molto particolare, 100% italiano, estrazione a freddo, parliamo di leccino di frantoio come tipo di olive meravigliose, abbiamo avuto una resa abbastanza interessante, ma chiaramente parliamo di una nicchia, parliamo di un punto nel mondo, ok? Quindi capite che insomma parliamo di quell'olio che quando vengono qua sul Gar di vichinghi, perché sì, allora noi ci rompono un po', diciamoci la verità, adesso dico delle cose, loro ci rompono i marroni magari in Europa che l'olio deve essere tutto uguale, che il formaggio è tutto uguale, però quando vengono qua in Italia, chissà perché, vengono qua e poi ritornano al loro paesello e pesano tutti 7, 8, 5 kg in più, e chissà perché nel baule ci buttano l'olio, ci buttano il vino, ci buttano il formaggio, un motivo ci sarà. Se volete il fior d'olio, 4 lattine da 1 litro di un olio pazzesco da mettere lì sotto chiave, se no il parentado ve lo porta via, ma parliamo di una roba meravigliosa, dovete chiamare questa mattina perché io non ce l'ho per tutti il fior d'olio, 4 lattine da 1 litro, casa vostra, trasporto non lo pagate, 78 euro. 78 euro. Allora, se lo volete chiamate questo numero 030 68 44 08 030 68 40 408. Parliamo di un olio molto importante, di un nutraceutico. Bevetene un cucchiaino la mattina, è un olio è meraviglioso. Per me chiamarlo olio extravergine di oliva vuol dire un po' anche svalutarlo. Il fior d'olio. Siamo qua, imbottigliamo tutte le mattine nella nostra azienda agricola. Fate come volete voi, 030 68 44 08 oppure olioacerbis.com. Alla prossima! Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Particolarissima questa versione di Perfect di Ed Sheeran, il trio femminile classico. Questo è il gruppo di Valentina Muscia che abbiamo intervistato in questi giorni. Ascoltatevi la replica questa domenica alle ore 13. Brava Valentina Muscia con il suo trio dalla Sicilia in tutta Italia per gli eventi più prestigiosi, ma anche semplicemente per il vostro matrimonio. Cercatela sui social. Le 8.37, buongiorno, buon mattino da Sammy Varin. Sì, siamo galvanizzati ma soprattutto inondati dai vostri messaggi al 340 6709 659. In decine vogliono il video del cantante che ha ricevuto 74 frustate per aver detto togliete il velo, donne. Siamo in Iran naturalmente, ma siamo anche in Italia, attenzione. Calma, calma, con tempo, pian piano ve lo spediamo, però lo trovate facilmente anche semplicemente su YouTube, basta scrivere Ro con 2 O, Rosarito, salta fuori. Questo artista che comunque rimanderemo in onda alle 9 e alle 9.30 nelle prossime ore, ma poi ogni ora, quest'oggi e anche domani, per ricordare una festa della donna che vorremmo fosse davvero diversa dal solito. Buongiorno Sammy, le armi devono darle a noi per difenderci da zingari, ciabattanti, baby gang quando usciamo di casa. Attenzione, parleremo di sicurezza, di quello che sta accadendo nelle nostre città. Alle 11.30 questa mattina arriva la professoressa Anna Bono, che molto spesso abbiamo letto su tanti quotidiani. Tajani stoppa Salvini sul riarmo. Tajani, tu fatti i cavoli tuoi, Salvini farà i suoi. Interessante, filosofia. Andiamo al gazebo della Lega a firmare per la pace che piace, scrive Marco. Oggi niente scioperi, Landini ha dichiarato sciopero contro gli scioperi. È vero. Ciao Sammy, mandami il video iraniano con la spiegazione di Vincent. Assolutamente Marco, porta pazienza, appena c'ho un attimo cerco di inoltrarlo a tutti voi che lo state cercando. Vi dico una roba in più, lo trovate anche cercando Radio Libertà su Facebook, l'ho condiviso, e anche su Instagram cercate Radio Libertà, poi sul nostro sito radiolibertà.net tra poco apparirà alle 9.30 perché prevedo e stravedo un editoriale del nostro direttore. Ma intanto torniamo in rassegna stampa, signori. Ci rituffiamo molto volentieri sulle notizie dei quotidiani e, come ben sapete, chi mi conosce, cerco di stare sulle notizie meno notizie, cioè non stiamo su quello che scrivono tutti quanti, sulle argomentazioni più comuni, perché quello le abbiamo ben capite che cosa sono. Pagina 14 del giornale. Ecco l'articolo che non vi aspettate. Il giornale si occupa ancora, e per fortuna, del Forteto. I troppi non ricordo dell'orco. Ascoltato in Parlamento Fiesoli, fondatore della comunità in cui avvenivano gli abusi. Dopo un silenzio durato 15 anni, scrive oggi sul giornale Matteo Carnieletto, Rodolfo Fiesoli, il fondatore del Forteto, ieri ha finalmente testimoniato di fronte alla commissione parlamentare d'inchiesta, nata per comprendere quali sono stati i veri legami tra la comunità, i magistrati e i politici di sinistra toscani. Nonostante il giuramento e i continui richiami, pronuncia molti non ricordo, non so, dice di non poterne più, si arrabbia, a volte usa toni beffardi, brava, meravigliosamente brava, dice la deputata Chiara Laporta, fa confusione se deve dare una risposta, soprattutto se deve fare dei nomi, ma quando deve spiegare la differenza tra carezze, parola sfuggita forse a causa di un lapsus, e chiarezza, lo fa con estrema precisione. Sentito dalla commissione che indaga sulle presunte coperture politiche delle violenze. Michelotti, Fratelli d'Italia, indicibile il male che ha fatto. Si parla di Forteto, per fortuna, a pagina 14 del quotidiano Il Giornale, per la serie La notizia che non c'è. Il Tempo, Alemanno ha scritto al Tempo, dalla cella dico alla politica, qui siamo
al collasso. La denuncia da Re Bibbia insieme allo scrivano Falbo. I ripetuti appelli del Papa avevano aperto una speranza. Dito puntato anche contro le istituzioni che restano in silenzio. Un cimitero di leggi che non vengono applicate dai giudici. Bella potente oggi la denuncia di Alemanno che ha scritto al quotidiano Il Tempo. Alemanno si trova in galera. Di spalla il Consiglio europeo. Le 5 condizioni UE, integrità dell'Ucraina, no di Meloni alle truppe e Zelensky torna da Trump, no all'esercito europeo, no all'utilizzo dei fondi di coesione per comprare armi e scorporo delle spese militari dal debito. E questa è in sintesi la posizione italiana espressa dalla Premier Giorgia Meloni al Consiglio straordinario a Bruxelles, che approva 5 condizioni per la pace a Kiev. Il tempo di Osho, Putin all'attacco di Macron, crede di essere Napoleone e c'è Macron con la sua mogliettina. Non sembra un po' Napoleone con la mano qui e mette la mano proprio come Napoleone? È lei che gli dice: ma falla finita, deficiente! Tutto vero. Tommaso Cerno, il suo editoriale: di Green restano solo le divise. E già, ci mandano in guerra. All'interno del Tempo, la lettera che Alemanno scrive al Tempo: dalla cella dico no alla politica, qui siamo al collasso. La denuncia dell'ex sindaco e dello scrivano di Re Bibbia Falbo. I ripetuti appelli del Papa avevano aperto una speranza, dito puntato anche contro le istituzioni che rimangono in silenzio. Un cimitero di leggi che non vengono applicate dai giudici. L'incipit: siamo detenuti che si trovano oggi a fare i conti con un pianeta carcerario al collasso e insostenibile. La pena nella pena. Un carcere sovraffollato e inumano è lo strumento migliore per impedire la riabilitazione. La causa: se la politica tutela l'ordine pubblico approvando norme sempre più severe, il sistema crolla. Si parla di carceri, soprattutto di carcerati, quest'oggi sul quotidiano Il Tempo, con il report del Garante Nazionale dei Detenuti. La popolazione penitenziaria conta 62.132 persone contro una disponibilità di 46.910 posti. Le carceri sono sovraffollate e il governo pensa alle ex caserme. Sul quotidiano Il Tempo anche l'intervista a Davide Casaleggio. Pagina 5. Ha ragione Grillo. Nel Movimento 5 Stelle un esercito di stipendiati. Il vero futuro è l'intelligenza artificiale. Il figlio del fondatore dichiara: nei 5 Stelle non c'è più coerenza ed esempio, e sull'intelligenza artificiale priorità assoluta per il paese. Dobbiamo focalizzarci su come usarla per favorire la partecipazione. Articolo di Edoardo Sirignano, quest'oggi sul quotidiano Il Tempo. È tempo, eh sì, è tempo, dopo il tempo di Qui Parlamento. Qui Parlamento. Con il buongiorno rinnovato a chi ci ha acceso in questo momento. Certo, Radio Libertà ogni giorno si collega con i parlamentari della Lega per fare il punto di cosa si sta combinando in Parlamento o addirittura nelle commissioni. È il caso con noi la senatrice della Lega oggi, Elena Murelli. Buongiorno. Buongiorno Sammy, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Piacerissimo di averti con noi di buon mattino per sapere che cosa bolle in pentola, che cosa si combina nella Commissione Affari Sociali, ad esempio sul DDL prestazioni sanitarie. So che ieri avete dato il via libera a diversi emendamenti. Quali sono le novità di più interesse per i nostri ascoltatori? Elena. Oggi sono proprio contenta perché ce ne sono tantissime. Abbiamo lavorato proprio bene in questa settimana per l'approvazione di questi emendamenti e anche con la collaborazione col Ministero della Salute e con tutto il governo abbiamo approvato degli importanti emendamenti. Da una parte il disegno di legge prevede interventi per monitorare e migliorare l'accesso alle prestazioni sanitarie con l'obiettivo di andare a ridurre le liste d'attesa. L'anno scorso avevamo approvato proprio il decreto che abbatte le liste d'attesa, recentemente è stata approvata la piattaforma che andrà direttamente a coordinare le regioni, quindi è stata approvata in conferenza Stato-Regioni per andare ad abbattere queste liste d'attesa in modo coordinato.
ma in commissione su questo disegno di legge abbiamo proprio approvato degli emendamenti interessanti. Il primo, a mia prima firma, quindi della Lega, abbiamo omogeneizzato quelle che sono le linee guida per la redazione dei PDTA, cioè dei corsi di assistenza sanitaria regionali in ambito oncologico, perché il problema è che c'era troppa disomogeneità sui territori e in questo modo diamo ai malati oncologici la possibilità di avere uno stesso accesso, uno stesso percorso ed essere seguiti dalla diagnosi alla cura, alle terapie, all'accesso alle terapie nello stesso modo su tutto il territorio nazionale. Il secondo tipo di emendamento riguarda i farmaci innovativi per chi ha delle malattie rare. In questo caso è stato approvato un emendamento tale per cui accelera direttamente il processo a questi farmaci innovativi e dà la possibilità alle regioni di darle in affidamento diretto. In più ci sono i cosiddetti farmaci orfani, che sono quei farmaci che sono stati sviluppati ma sono purtroppo per quei casi di malati rari dove hanno un numero di pazienti piccolo, inferiore, quindi molto spesso non è di grande interesse per le aziende farmaceutiche, soprattutto quelle multinazionali. Invece ci sono delle piccole aziende farmaceutiche che sviluppano questi farmaci per poche persone. Questi farmaci orfani sono stati inseriti all'interno di questo emendamento che è stato firmato all'unanimità dalla Commissione proprio per permettere direttamente e quindi accelerare il percorso per questi malati di malattie rare. Un altro importante emendamento riguarda direttamente la pubblicità sanitaria e faccio riferimento a quei casi dove siti web, piattaforme pubblicizzano magari dottori con prestazioni particolari piuttosto che farmaci con promesse particolari e sono delle pubblicità ingannevoli. Abbiamo approvato un emendamento a firma della Lega proprio su questo per fare chiarezza sulla pubblicità sanitaria. In modo tale da far fronte a questa pubblicità ingannevole, in modo tale da dare importanza alla formazione che sia chiara e comprensibile per tutti i cittadini, mettendo anche direttamente una responsabilità penale per chi fa pubblicità su questi siti web e su queste piattaforme. Questo è importante a fronte anche dell'ultimo caso di quella ragazza che è morta per la rinoplastica. Poi Cavolo. abbiamo un altro emendamento importante che riguarda sia i chimici che i fisici, perché vista la carenza purtroppo di queste figure specialistiche, diamo la possibilità anche a chi ha un diploma di essere riconosciuto all'interno delle formazioni specialistiche e che naturalmente ha però 3 anni di esperienza. In materia di supporto ai medici di medicina generale diamo la possibilità di utilizzare anche la telemedicina come possibilità per la certificazione della malattia lavorativa e dall'altro punto di vista dotiamo i medici di medicina generale di fondi tale per cui possono comprarsi i computer, avere accesso ai sistemi di telemedicina per cui possono fare assistenza ai pazienti. Per quanto riguarda invece altri emendamenti interessanti sono sicuramente quelli della campagna di screening oncologico per il tumore al seno, sempre a firma naturalmente della Lega. Abbiamo messo una dotazione di 6 milioni di euro per incentivare la campagna di screening e in ultimo sicuramente interessante anche quello del rafforzamento dei medici di medicina generale, nonché quello sugli alimenti a fini medico-speciali. In questo caso abbiamo approvato un emendamento importante perché che cosa sono gli alimenti a fini medico-speciali? Quegli alimenti che purtroppo di cui possono nutrirsi le persone che hanno problemi, i cosiddetti malati cronici intestinali, che hanno problemi piuttosto che hanno il tumore all'intestino, e loro utilizzano questi alimenti che sono gli unici alimenti che possono mangiare. Quindi abbiamo inserito l'IVA al 9% su questi alimenti e credo che sia un importante passo avanti e di supporto ai pazienti che hanno questa patologia. Questo è, in generale quello che mi viene in mente che abbiamo approvato ieri. È stato un lavoro molto, molto interessante e soprattutto anche di collaborazione rispetto da una parte della maggioranza ma anche con le opposizioni, perché alcuni emendamenti che sono stati approvati, per esempio quello dei farmaci orfani, è un emendamento dell'opposizione che abbiamo approvato all'unanimità.
E quindi questa è la dimostrazione che in ambito sanitario non esiste un colore politico. In questo caso noi siamo molto contenti come Lega perché abbiamo approvato tanti dei nostri emendamenti, tante battaglie che abbiamo portato avanti, come per esempio quella della battaglia sulla pubblicità sanitaria o quella dell'omogeneità dei PDCA regionali in ambito oncologico. E che cosa possiamo fare? Ti siamo debitori, Elena, perché ci hai fatto una fotografia molto interessante di quello che accadrà e di quello che si è dibattuto e deciso in Commissione Affari Sociali sul quadro delle prestazioni Se ti permetti, sanitarie. la prossima settimana andrà in aula questo provvedimento e avremo l'approvazione finale in aula e poi passerà alla Camera. Quali sono i tempi? Non te lo so dire di approvazione perché non essendo un decreto legge ma è un disegno di legge che va a integrare quello delle liste d'attesa, non ha tempi di scadenza. Quindi alla Camera, per esempio, questo DDL è approdato da noi, DL è approdato da noi l'anno scorso a ottobre, abbiamo presentato gli emendamenti a novembre, poi c'è stata la legge di bilancio e quindi siamo andati un po' lunghi, adesso finalmente siamo riusciti ad occuparcene. Andrà poi alla Camera e quindi si spera entro d'estate di avere l'approvazione finale. Chiaro, ma intanto c'è una quadra, anche se giustamente ci sono poi le interferenze delle cose più gravi e da mandare avanti prima. Elena Murelli, è sempre un piacerone, grazie davvero per essere stata con noi. Grazie mille a voi, buona giornata a Sammy, buona giornata a tutti. Qui Parlamento. Grazie alla senatrice della Lega Elena Murelli. Sono le 8:53, signori, tra poco alle 9 avremo un altro passaggio di quella meditazione che abbiamo voluto lanciare per tutti voi, ma che dovete inoltrare poi a parenti e amici in occasione della festa della donna che arriva domani. La Repubblica, riarmo Sidi Meloni. E dico, ma la mette giù proprio scarna, no? È arrivato il Sidi Meloni, scrive Repubblica. Intesa sulla difesa comune, documento in 5 punti su Kiev al vertice UE. La Premier, non useremo i fondi di coesione. Giorgia Meloni dal suo via libera all'operazione Rearm Europe. Oh, ha detto sì, e gli piace pure il nome. Così scrive Repubblica. La Premier precisa che non saranno comunque usati i fondi di coesione. Al vertice UE raggiunta un'intesa sulla difesa comune, ha approvato un documento in 5 punti sull'Ucraina. In prima pagina su Repubblica, Putin contro Macron farà la fine di Napoleone. Per l'Europa, la forza della pace, Gustavo Zagrebeschi si occupa naturalmente di cosa, secondo voi? Di Michele Serra? Potreste averci azzeccato, ma io mi tuffo subito all'interno perché ciò che voglio segnalarvi da Repubblica è la pagina 10. Francia, l'ombrello nucleare. Avete comprato ombrello nucleare? L'ombrello di Macron ce l'ha offerto a gratis, penso, non lo so. L'ombrello nucleare divide i partner, scrive Repubblica. Reazioni contrastanti, ma va alla proposta di Macron di mettere a disposizione l'arsenale atomico, 290 testate controllate da un bunker all'Eliseo. Scrive oggi su Repubblica un paginone fitto Gianluca De Feo, pagina 10, e sfido reazioni contrastanti, anche perché non bastano, semplicemente non basta. L'ombrellino è un ombrellino di quelli piccoli, capito? Sembra quasi un telefonino anni 90, ma per favore. Andiamo sempre su Repubblica. Germania, addio all'austerità, miliardi per le spese belliche. Si scrive a pagina 11 con Tonia Mastrobuoni. Merz vuole cambiare le regole di stabilità e aumentare il debito per difesa e infrastrutture come incentivo all'economia. Le conseguenze del piano sulla locomotiva tedesca. 1% la crescita. Il maxi piano di Merz farebbe crescere l'economia tedesca dell'1% l'anno prossimo. 100% il debito pubblico. Nei prossimi 10 anni il debito arriverà a sfiorare il 100% del PIL. Non può mancare a pagina 17, so che vi piace, l'ho fatto per voi, Erri De Luca, intervistato da Annalisa Cuzzocrea.
Henry De Luca, mi sento più europeo di prima, non dobbiamo dividerci. Scrittore, giornalista, poeta, credo alla nascita lenta e capillare di nuovi circoli promossi da minoranze giovanili. Mi aspetto l'insorgere di contributi da parte degli artisti. Paginone con l'intervista ad Henry De Luca quest'oggi sul quotidiano Repubblica, che naturalmente si occupa anche del Papa, la voce sofferente del Papa, grazie per le vostre preghiere, ma io vi invito a scendere un po' più in basso, dove si citano le fake news su Bergoglio, verifiche della polizia postale, ufficialmente il Vaticano glissa, certe notizie si commentano da sole, ma foto e video sono già sul tavolo degli inquirenti. Secondo i social, il Papa è morto almeno 4 volte dopo il suo ricovero al Gemelli. Così scrive quest'oggi. Che mi guarda, Simone? Sembrava che fossero le cazzate che avevo detto io. Lo scrive Repubblica. Repubblica la starà leggendo anche il Papa sicuramente in questo momento. Pagina 31, Sala. Federica Venni parla di Sala. Sala, l'intervista a Sala, sindaco di Milano. Non è una resa. La politica si è divisa, ma serve una legge. Parliamo naturalmente del Salva Milano. Sindaco Giuseppe Sala per diversi mesi ha portato avanti con forza una battaglia per il Salva Milano, poi con le accuse di corruzione per un suo ex dirigente di peso la rinuncia. Per qualcuno la sua è una resa politica. C'è stata prima una resa del Parlamento, dopo 12 mesi di lavoro senza essere arrivati a una soluzione mi sembrava che stesse venendo meno la volontà di completare questo percorso. Sì, ma da chi non lo dice? Il disegno di legge non è mai stato davvero affrontato dal punto di vista tecnico, ma è stato molto politicizzato, rischiava di essere politicizzato ancora. A questo poi si sono aggiunti purtroppo elementi giudiziari di maggiore gravità. A questo punto mi è sembrato onesto fare un passo indietro. Premesso ciò, lo ritengo un gran peccato. Sala quest'oggi, pagina 31 del quotidiano La Repubblica. Non posso non leggervi anche la prima pagina della Stampa, siamo in buona compagnia. Ucraina, Meloni apre a Macron, lo sapevate? Il generale Portolano al summit militare della coalizione dei volonterosi, l'Italia no all'uso dei fondi di coesione, accordo UE per il riarmo, ma su Kiev Orban si sfila, Putin non rinunceremo mai a ciò che è nostro. Bellissimo il centropagina del quotidiano La Stampa, che ne approfitta, signori. Ieri ci sono state le Ferrari a Milano, naturalmente avevano il permesso di inquinare, beate loro, area B, area C per loro, Nisba. Qual è il titolo di quest'oggi del quotidiano La Stampa? Ma neanche il Manifesto l'ha fatto un titolo del genere. Piazza Rossa. Ale! Passerella delle Ferrari per le vie di Milano, 10.000 tifosi in delirio per Hamilton e Leclerc, Piazza Rossa. E dai, gliela vinta ogni tanto, scusa, bandiera rossa, nanindana. Quelli del manifesto sono lì, che invidia che non abbiamo avuto questa stupenda idea. Ma per favore, ci fermiamo, certamente c'è la pausa delle 9 e la sorpresa per chi ci ha acceso soltanto negli ultimi minuti. Da quest'oggi ogni ora su queste frequenze una sorpresa che non vi aspettate da parte di Radio Libertà per la festa della donna.
Lo frustano 74 volte per questa canzone Antivelo. Questa è la sorpresa che Radio Libertà vi vuole fare in occasione della festa della donna che si celebra domani, 8 marzo, un pezzo che trasmetteremo ogni ora. Vogliamo che divenga un tormentone, vogliamo che lo inviate a tutti i vostri contatti WhatsApp. Infatti anch'io lo sto inoltrando a chi ci sta scrivendo al 340 6709 659. Lui si chiama Yarrahi. Già, questo è un cantautore iraniano, in cui in questa canzone invita le donne a togliersi il velo. All'inizio di gennaio è stato condannato a 2 anni e 8 mesi di carcere e a 74 frustate per la pubblicazione di questo pezzo illegale in Iran, che sfida i costumi e la morale della società islamica. Attenzione, parliamo di Iran, ma cosa sta succedendo in Europa e in Italia? Rosarito, scritta così con 2 O, lo trovate facilmente su YouTube, sta diventando un pezzo veramente importante, ma vogliamo che faccia meditare tutti voi, di destra o di sinistra, in occasione della festa della donna. Alle 9:04 primi, signori, tra pochissimo le vostre telefonate allo 0292947222, tra pochissimo ancora rassegna stampa, signori, perché non mancano le notizie e non sono sempre le stesse, lo sapete, Sammy Varin cerca di dirvi quello che gli altri non vi raccontano, ma nel frattempo parliamo delle notizie che non ci sono, certamente, sui quotidiani, e in particolare dell'associazione Papà Separati Lombardia. C'è un evento lunedì 10 marzo alle ore 21 a Monza in via Correggio 59 e adesso abbiamo qualcuno che ce ne parla. C'è con noi, già senatore della Lega, e in molti di voi lo ricorderanno, è brianzolo, Emanuele Pellegrini. Buongiorno Emanuele! Buongiorno Sammy, buongiorno a tutti quanti. È un piacerone ritrovarti su queste frequenze, assolutamente sì, è un bel ritorno il piacere a casa. è tutto mio. Senti, lunedì 10 marzo a Monza si presentano alcune iniziative legislative a favore dei papà separati, un'argomentazione che da sempre la Lega porta avanti, Radio Libertà, ancora ai tempi Radio Padania Libera, porta avanti. Stiamo parlando di questo progetto di legge di iniziativa popolare a cura del Comitato Pluriassociativo Genitori per i Figli. Sono norme in materia di tutela del diritto dei minori alla bigenitorialità, in materia di separazione dei genitori. Chi mi ascolta lo sa, abbiamo avuto proprio una trasmissione su queste frequenze che si chiamava Bambini Strappati, in cui abbiamo tenuto il punto settimanale. Chiedo a te naturalmente, Emanuele Pellegrini, che cosa succede lunedì 10 marzo alle 21 a Monza in via Correggio 59, cosa bolle in pentola, cosa state portando avanti? Emanuele. Innanzitutto ringrazio per lo spazio che Radio Libertà ci dà per pubblicizzare questo incontro, perché è molto importante ricordare quello che sono le attività legislative che si stanno portando avanti, perché io non sono più in Parlamento, però continuiamo ad occuparci della tematica che è molto importante, cioè il diritto ai bambini ad avere dei genitori. Durante questo incontro riusciremo ad illustrare quello che è il progetto di legge, la raccolta firme che c'è in atto per portare avanti questo progetto di legge che va a implementare la normativa sulla bigenitorialità, e poi parleremo anche del disegno di legge che è già stato approvato in Senato sulla sottrazione dei minori all'estero, che è un problema che è sempre stato molto sentito, molto importante, riguarda sempre il diritto dei minori di avere entrambi i genitori, anche quando i genitori non vivono più assieme, non sono più una famiglia. E quindi insomma avremo modo di discutere di tutte queste normative e di tutte le iniziative che si stanno portando avanti per cercare sempre di tutelare in primo luogo, dico sempre, i minori e i genitori che devono essere tali.
E ricordiamo che queste sono notizie che non sono notizie, nel senso che non compaiono sui quotidiani. È rarissimo che un giornale trovi il tempo e la voglia, soprattutto, per citare tante situazioni terribili che avvengono in Italia, ma anche, dicevi prima, bambini sottratti e portati all'estero. La situazione sta peggiorando perché non c'è un controllo, ma anche proprio un'attenzione da parte dei grossi e grassi mass media. E lo sappiamo, se ne iniziano a parlare i quotidiani e poi la politica si deve per forza risvegliare perché si fa polemica. La vostra Papà Separati Lombardia, ODV, è un'associazione direi quasi eroica che porta avanti problematiche che non riescono a venire alla superficie. E infatti, ma per fortuna la Lega ha sempre lavorato in questo senso. Io ovviamente da militante leghista sono felice che abbiamo sempre lavorato in questo senso e sono ben contento che l'associazione Papà Separati Lombardia, con tutte le altre associazioni, stia continuando a lavorare per cercare di migliorare le norme, perché poi alla fine queste norme devono essere portate come dire, nel concreto e devono essere davvero la tutela per i bambini, dico sempre in primo luogo, e per i genitori poi. Quindi continuiamo a lavorare magari un pochino in silenzio, ma in realtà si continua a lavorare, ecco, sia dal Parlamento che anche da fuori il Parlamento. Ne è la riprova la raccolta firme che è in atto proprio adesso, che speriamo di raggiungere il prima possibile il numero delle firme necessarie per riportare ancora una volta al centro dell'attività del Parlamento la discussione sull'affido condiviso, sulla bigenitorialità e sul diritto di tutti i figli di avere dei genitori. Allora, se volete firmare, siete della zona di Monza, Milano, Brianza, lunedì prossimo 10 marzo, ore 21, Monza, via Correggio numero 59, spargete la voce, ma c'è un sito internet www.papaseparatilombardia.org www.papaseparatilombardia.org e una mail info@papaseparatilombardia.org. Emanuele Pellegrini, Roberto Buda, avvocato e responsabile ai Papà Separati Varese, Domenico Fumagalli, presidente Associazione Bambini con Genitori in stato di necessità, Antonio Saggese, presidente dell'Associazione Papà Separati Lombardia. Ci saranno anche loro all'evento lunedì 10 marzo, ore 21, a Monza, in via Correggio 59. Emanuele Pellegrini, grazie per quello che fai, davvero buon lavoro e ben risentito su queste frequenze. Grazie a te Seme, grazie a tutti, ci rivediamo, a presto, ciao. Grazie, io me la tiro perché faccio una bella controinformazione anche su queste argomentazioni che non trovano, e queste sono proprio le notizie che non esistono sui giornaloni oggi in edicola. 9:11, datemi ancora una manciata, tiratemela addosso, una manciata di minuti per andare sul quotidiano La Stampa, sì, titolo Piazza Rossa, l'avete capito, eccetera, ma all'interno c'è anche qualcosa di interessante sulla Stampa, di intelligente, e non siate così drammatici, si scherza. A pagina 12, in primo piano, i nodi della scuola. L'Altolà di Val di Tara sul registro elettronico con la pubblicità. Ma dai, questa poi, cioè io ero rimasto alla pubblicità che su Outlook, che già ti rompe le balle, ma addirittura sul registro elettronico dei vostri figli. Il ministro interviene dopo l'inchiesta del quotidiano La Stampa. Bravi, valutiamo un software unico. Allarme dall'autorità della privacy, chiarezza su chi gestisce i dati delle famiglie. Marina Terragni, garante dell'infanzia, non è possibile che il registro scolastico sia pieno di quella pubblicità che ci insegue ovunque. Agostino Ghiglia, ufficio garante privacy, è come se io andassi sul sito dell'Agenzia delle Entrate e mi trovassi la pubblicità dei salamini. Interessante. Il caso è stato sollevato da una mamma che ha segnalato la presenza di inserzioni sul registro elettronico, quello per spiegarvi, dove ci sono i voti dei nostri bambini. Già, non si può più bigiare Sammy Varin come facevi tu, Varin, adesso gli arriva subito
la segnalazione a papà. Saluti a papà. Dove vado? Dove vado? Dove vado? Ancora una manciata di minuti, anzi meno. Libero. Bulli atomici, bellissima. C'è Macron e c'è Putin. Macron offre le bombe francesi, bombe, buona bomba agli alleati per difendersi dalla Russia, e Putin torna ad alzare la voce. Si ricordi com'è finito Napoleone. Meloni, l'Unione Europea sbaglia a parlare di riarmo. All'interno del quotidiano Libero, a pagina 11, Elon alle basi USA in Italia. Diteci le attività svolte. Elon Musk, e la sinistra impazzisce. Indirizzata solo agli americani. Una mail del Ministero Antisprechi manda in tilt PD e sindacati ad Aviano. Il governo spieghi. Naturalmente aspettano la Meloni ancora. Però la comunicazione non riguarda i civili italiani. Ma che ci interessa a noi, e ne parleremo alle 11 questa mattina con un deputato della Lega, guarda caso proprio lui, Rossano Sasso. Dopo il caso Verona, stop diktat LGBT a scuola. La proposta della Lega: vietati gli asterischi che annullano i generi e stretta sulle carriere alias. Sasso, che ha pubblicato proprio in questi giorni il suo libro, già, si chiama Il gender esiste, giù le mani dai nostri figli. Questo deve diventare un cult, in ogni leghista sul comodino ci deve essere questo libro. Rossano Sasso, Il gender esiste, giù le mani dai nostri figli. Lo presenta oggi ad Aosta città, poi ve ne parlo. Vietati gli asterischi che annullano i generi e stretta sulle carriere alias. Sasso, basta buffonate. E idem, il PD che sbraita. Questo il quotidiano Libero, che poi a pagina 21 dice anche: Lombardo in Sicilia, Riva in Lombardia, l'Italia dei cognomi. Per un attimo, però qui si parla di cognomi e non di nomi. Nomi c'è Abdul, Mohammed, e c'è no. Qui è una ventata di respiro, ragazzi. Ci sono i più diffusi cognomi regione per regione, con Susanna Barberini, oggi sul quotidiano Libero a pagina 21. Hanno origini antiche, raccontano la nostra storia, i paesaggi in cui sono vissuti i nostri avi, i loro mestieri, la religione. Ecco le storie dei cognomi italiani, ragazzi. Vi faccio un esempio: i 3 cognomi più diffusi in ogni regione. In Lombardia il cognome più diffuso è quello del sindaco, Sala. Poi c'è Cattaneo e poi c'è Riva. In Piemonte il cognome più diffuso è Ferrero, poi c'è Barbero e poi c'è Ferraris. In Liguria i cognomi più diffusi sono Parodi, Pastorino e Bruzzone. Oh, come sei del nord, Semivarin, scendi un po' giù, che cavolo. In Campania il cognome più diffuso è Coppola, Sorrentino e poi Ferrara. In Sicilia al numero 3 troviamo Lombardo, al numero 2 Caruso, e il cognome più diffuso in regione Sicilia è Messina. Andiamo in Sardegna, dove Pinna svetta al numero 3, mentre Piras è il cognome più votato. Al numero 2 Sienna. Conoscete qualcuno che si chiama Sienna? Io no, è il cognome più in uso in Sardegna. Andiamo in Calabria, dove troviamo Ferraro al numero 3, Perri al numero 2 e Romeo, il cognome più diffuso in Calabria. Basta che se no mi diverto troppo a fare le classifiche. Apriamo le linee, dai Simone, vai, pompa gli ascoltatori, pompate anche voi, chiamate 02 9294 7222, vi do 10 minuti, i più veloci entrano in onda e dicono ciò che vogliono senza parolacce, o qualcuna si può anche dire. 02 9294 7222, anche tramite WhatsApp scrivete 340 6709 659, tra una chiamata e l'altra io li leggo. Pronto? Buongiorno Semmi dal Veneto. Buongiorno. Qui la redazione di Libero 2 dal Veneto. Quella. Allora, siamo preoccupati perché non vorrei che ti arrivassero le 70 fustigate per quella bella canzone che hai messo in onda questa mattina. Carina, io me la sono ballata proprio.
Ecco, che non ti arrivino le 70 fustigate dal Non, PD spara, adesso, non, dai spara, 5 Stelle. non frustate il giornalista, c'è un PS proprio. Ecco. E una cosa importante invece che manca ai amici politici della nostra sorte è questa. Quella bella canzone in tutti i banchetti che fate sabato e domenica della Lega, con gli autoparlanti la dovete inondare sulle piazze e così devono fare i parlamentari. Quando quelli cantano Bella Ciao, i nostri parlamentari devono rispondere con questa bella canzone. Vedrai che se la prendono nel sedere una volta per sempre. Non siamo capaci di farlo, ragazzi. Dai, svegliamo. Grazie Sammy, buona Grazie, continuazione. bella idea, amici delle sezioni della Lega, 1000 piazze domani e dopodomani per fare comunicazione sulla pace che la Lega vuole portare avanti, unico partito di centrodestra che la pensa così, e anche, devo dire, a sinistra sono piuttosto bellicosi. 1000 piazze questo sabato e questa domenica, avvicinatevi al banchetto della Lega parlando di pace, non solo quella senza pistole e mitragliatori, ma anche la pace fiscale. E perché no, se c'è qualche segretario di sezione, portarsi la registrazione di questo pezzo, poi ve lo spiegherà bene alle 9:30 il nostro direttore, che abbiamo lanciato su queste frequenze, del cantautore iraniano che ha ricevuto 74 frustate perché ha osato dire alle donne in Iran togliete il velo, un pezzo di Mehdi Yarrahi, me con la H in mezzo, di Yarrahi, si intitola Rosarito, lo trovate facilmente su YouTube, ma attenti che poi qualcuno ve lo censura. Mandiamola a tutto volume durante il gazebo della Lega in questo weekend, perché è anche carino, uno si aspetta no, è bellissimo, sembra una canzone di Orietta Berti. 0292947222. Pronto? Pronto, buongiorno, Fabio da Udine. Ciao. Per quanto riguarda il riarmo Europa lì della von der Pfizer, no? Io sono molto deluso della Meloni, no? Perché è da Forza Italia, ma quello me l'aspettavo, perché Tajani si sa che penso che Berlusconi si stia rivoltando nella tomba. Fortuna che c'è Orban e fortuna che c'è Salvini, perché adesso loro stanno anche sta border fighter qua, sta creando una falsa emergenza in maniera da fare come quando c'era il Covid, che fanno tutte le leggi che vogliono senza chiedere a nessuno, fanno quello che vogliono perché siamo in emergenza e te la mettono in quel posto come la volta del Covid. Anzi, peggio stavolta, perché ti fanno andare dentro la terza guerra mondiale, sti guerrafondai maledetti. Un saluto a tutti e andate ai gazebo. Grazie, certo, in tutte le città italiane e paesi, se vedete il gazebo della Lega in 1000 piazze questo sabato, questa domenica, ascoltate la nostra controinformazione. Io la userei come pubblicità progresso contro il patriarcato, specie quello con l'H finale. Grazie mille per il video, questa è una cosa seria per le donne, non la pagliacciata delle mimose. Ancora WhatsApp, grande coraggio e grande uomo. Nel 2025 si frustano ancora le persone. Vergogna per l'essere umano. Vergogna. E poi ancora un messaggio audio sul cursore, sentiamolo. Ciao Pier, ho già utilizzato Rosarito e l'auguro alle tutte le chat che ho, che poi lo ridiffondono per la festa della donna. Grande. Avanti tutta. Grazie, scrivete al 340-6709-659, chiedete Rosarito, io ve lo invio, ma lo trovate, ripeto, facilmente su YouTube o semplicemente cercando Radio Libertà sui social, su Facebook, su Instagram, e da quest'oggi Radio Libertà trasmette questo pezzo con il cantautore iraniano frustato da 74 frustate perché ha detto non mettete l'hijab in Iran, e noi lo diciamo anche qua in Italia perché in quanti vanno in giro con il burqa e il PD le difende? Signori, questo facilmente chiaramente diventerà un tormentone, ogni ora lo trasmettiamo su queste frequenze, vi deve uscire dalle orecchie. Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Quella. Si parla delle 74 frustate al cantante iraniano,
Ma cosa hanno fatto le ragazze che erano presenti nel video? Cosa hanno fatto gli strumentisti che hanno suonato quella canzone? Di questo non se ne parla. Quindi secondo me non hanno punito soltanto lui. Ricordiamolo, ci sono delle ragazze che ballano senza velo nel video di questo Rosarito. Appunto, e a quelle ragazze cosa è successo? Comunque vabbè, al di là di questo. Allora, noi abbiamo subito in questi ultimi 30-35 anni un lavaggio del cervello completo. Dobbiamo portare rispetto a chiunque nel mondo, a chiunque venga a stare qua. Ma chi porta rispetto a noi italiani che qui viviamo? Prova a pensare, e questo lo dico non a te perché sei troppo intelligente, lo dico ai nostri ascoltatori, che si fanno magari riguardo quando ci sono anche le conversazioni con parenti, con amici che la pensano in maniera diversa da noi, a dirle queste cose. Se quello che succede in Italia, le aggressioni agli anziani, ai disabili, gli stupri, anche l'aggressione che ha subito la ragazza a Cremona qualche giorno fa per il panino, cioè queste cose avvengono perché ci sono delle forze politiche che ritengono che noi dobbiamo portare rispetto a tutti, e questo è giusto, ma che non ritengano necessario, opportuno, obbligatorio che anche chi venga a stare qui abbia rispetto per noi. Ma loro perché lo fanno? Per comodità, perché con tutte queste persone hanno creato delle organizzazioni che poi alla fine li portano consenso, ma non sono consenso grazie alle istituzioni comunali, provinciali, regionali, eccetera, che danno fondi. Noi, come anche i nostri parlamentari, i nostri politici, secondo me a volte, anzi spesso, non hanno il coraggio di dire queste cose davanti ai microfoni, in televisione, eccetera. Quelli del PD invece, se devono affondare il coltello nella nostra carne, lo fanno, e come lo fanno? O il centrodestra si sveglia, in questo caso in particolare la Lega, Forza Italia non lo farà mai, e comincia a pensare anche Fratelli d'Italia perché si sono democristianizzati, oppure non ce la faremo, non riusciremo a cambiare le cose. Dobbiamo svegliarci, dobbiamo essere più aggressivi. Ecco perché perdiamo anche le elezioni nei comuni. Ti saluto, ciao. Grazie, meditate, gente, meditate. Lorenzo da Como, buongiorno Sammy. Sentendo parlare dell'ombrello nucleare che Macron sta offrendo all'Europa, non posso non pensare alle vignette di Altan, dove l'ombrello finisce sempre nel fondoschiena dei malcapitati protagonisti delle sue vignette. E secondo me l'ombrello macroniano pare proprio destinato al fondoschiena degli europei. Buona giornata, 0292947222. Pronto? Pronto, ciao? Ciao. Sono Ornella, ciao. Ui. Ascolta, io non so cosa voglia fare questo novello Napoleone, però ti volevo chiedere, pensavo alla Signora delle Stelle l'altro giorno, no? Tu cosa pensi? Come hai letto le previsioni di Nostra Signora delle Stelle? A me ha rassicurato, volevo sentire il tuo pensiero, ciao. Grazie cara, a me mi terrorizza sempre, devo dire mai una volta che mi rassicura, però sono contento che ci siano interpretazioni diverse. No, alla fine finirà bene, l'avevo già sentita. Ciao Sammy, a proposito di guerre ormai è di moda il dire e non dire, gli unici a cui ho sentito parlare chiaro sono Salvini, Conte, Orban e pochi altri. Per fortuna l'adesione all'idea europea pare sia volontaria, spero che l'Italia non spenda un centesimo in armi, vero Mario? Almeno questo, forse. Pronto? Pronto? Uela. Ciao Sammy, sono Augusto D'Alecco. Carissimo. Allora, Macron è incazzato nero con i russi, non perché vuole bene all'Ucraina e a Zelensky, ma perché i russi lo stanno buttando fuori dalle ex colonie, che di fatto ancora colonie, africane, da cui la Francia trae la stragrande maggioranza delle sue materie prime e gli paga col franco coloniale che stampa a casa sua, praticamente come il Monopoly, no? Paga con i soldi che stampa e quindi ha gratis un mare di materie prime che vengono dall'Africa, che è ricchissima, uranio in primis, e via. I russi con la Wagner, eccetera, gli stanno buttando fuori, ma su accordi con gli stati, perché gli danno ovviamente qualcosa in più, e quindi Macron è incazzato nero. Riguardo alla pace e all'Europa, consiglio a tutti di andare a fare un giro in Ungheria. Mia moglie è ungherese.
Orbán non è solo un grande presidente che vuole la pace, ma dicendo un no all'immigrazione c'è la rappresentazione plastica di come l'Ungheria è un paese più che vivibile. Tu puoi girare per Budapest giorno e notte, alla sera ragazze sole in metro e sei sicuro. Non ci sono extracomunitari, magrebini, negri, eccetera, africana ad ogni angolo che ti minacciano, ci sono intimidazioni, spaccio, tutta questa fogna che è diventata l'Italia. Quindi cerchiamo di resistere e finalmente la Lega sta facendo qualcosa di giusto. Ti saluto e ti ringrazio. Grazie a te Augusto. 0292947222. Buondì Sammy, volevo ricordare che nel 2019, prima di assurgere al trono d'Europa, la baronessa era stata indagata per gli appalti pilotati quando era ministro della difesa. Accuse cadute perché il cellulare con i messaggini era stato cancellato. Stessa cosa successa per la Pfizer. E questa persona dovrebbe mettere le mani su centinaia di miliardi nostri? Cercate gli articoli dell'epoca, scrive Raimondo. Pronto? Pronto? Caduta? Ne prendiamo un'altra. Pronto? Caduta pure l'altra? Ci state chiamando come pazzi. E allora io mi fermo ringraziandovi. Siete grandi naturalmente, ma non perdete l'editoriale del nostro direttore Giovanni Sallusti. Tra pochi istanti io ritorno ed è una minaccia alle ore 11. Avete ascoltato la rassegna stampa.